Bene, gloria a Dio, cari fratelli, care sorelle, amici, simpatizzanti. Gloria a Dio, è bello ritrovarvi ancora, ritrovarci insieme virtualmente, ma siamo comunque in armonia ed in comunione per lo Spirito. Grazie a Dio per il tempo che il Signore ci dà, ci concede, nonostante questa pandemia. Siamo impegnati con la preghiera, con il culto in famiglia, con la condivisione anche della parola del Signore, così come in questo momento, tramite questo video messaggio, vogliamo insieme rivolgerci alla parola del Signore, sapendo che la parola del Signore è sempre preziosa, sa sempre rincuorarci, incoraggiarci, sostenerci. Soprattutto alimenta la nostra fede, perché la fede viene dall'udire. Ascoltiamo la parola del Signore, la meditiamo, la facciamo nostra, la interiorizziamo, ecco che la nostra fede sempre di più cresce e si alimenta. Gloria a Dio. Vogliamo aprire la Bibbia, vogliamo condividere insieme un passo della parola, così come lo troviamo scritto in Matteo, capitolo 11, leggeremo dal verso 25 fino al verso 30, con l'aiuto e la grazia di Dio, con il suo Santo Spirito, vogliamo aprire il cuore. Signore, ci dia modo anche di intendere e comprendere la profondità della sua parola. Inizio a leggere. In quel tempo Gesù prese a dire: Io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. In questi versi il Signore ci dà alcuni insegnamenti preziosi. Inizia mostrando il Signore a quanti erano lì in quel momento, che lo ascoltavano, che lo osservavano. Ecco, il Signore eleva pubblicamente questa preghiera breve al Padre e dice così: Io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Ecco, pubblicamente il Signore eleva questa preghiera, rende lode al Padre, mostra che ha appunto una relazione profonda con il Padre, è la stessa relazione che dobbiamo avere noi in quanto figli di Dio. Dobbiamo curare il nostro rapporto con Dio, dobbiamo avere relazione con Dio. Avere relazione vuol dire avere anche uno scambio, parlare con Dio, ascoltare Dio che parla con noi, e c'è questo scambio, e noi rendiamo lode al Padre e il Padre onora coloro che lo onorano. Ma ancora la richiesta che fa il Signore Gesù al Padre è un ringraziamento, lo ringrazia. Io ti rendo lode, o Padre, e ti ringrazio perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti. A cosa si riferisce il Signore? Cosa ha nascosto? Ha nascosto le cose profonde del regno dei cieli. Sì, perché non è con la cultura, con la sapienza umana che si può arrivare a conoscere i misteri del regno dei cieli, i misteri che riguardano Dio, la persona di Dio, ma è Dio che si rivela all'uomo e si rivela ai piccoli. Quindi coloro i quali
riconoscono i propri limiti, coloro i quali hanno dei limiti, gloria al Signore, e hanno il cuore disposto, aperto nel dire: Signore, rivelati ancora nella mia vita. Ripeto, non è con la cultura, non è con la sapienza umana che si può arrivare a capire, a conoscere chi è Dio, ma è Dio che si rivela a coloro i quali sono disposti a conoscerlo, quindi si ritengono piccoli e limitati. E gloria a Dio, perché noi siamo piccoli e limitati. Alleluia. Eppure Dio si è rivelato a ciascuno di noi. È solo una grazia di Dio se possiamo parlare di Lui. È una grazia di Dio se possiamo raccontare agli altri quello che abbiamo ancora noi sperimentato. Non vi dico nulla di nuovo se vi ricordo che Gesù ha chiamato i discepoli, i primi discepoli, che erano degli umili pescatori. Eppure a questi uomini Gesù ha affidato il proseguo del suo compito, quello che lui ha iniziato quando è venuto sulla terra. Ha iniziato a predicare l'Evangelo e una volta salito al Padre, ecco, lui ha dato mandato a questi uomini semplici, ma riempiti di Spirito Santo, di proclamare ancora il regno dei cieli e continuare il suo compito di messaggio di salvezza. Poi il Signore rivolge un meraviglioso invito a quanti lo ascoltavano. Dice: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Questo venite a me è un invito meraviglioso che fa Gesù ancora oggi. Venite a me. Vogliamo andare ai piedi del Signore. Ai piedi del Signore, alla sua presenza noi troviamo pace e troviamo gioia e troviamo riposo all'anima nostra. Non è un riposo fisico. Grazie a Dio per il riposo fisico, soprattutto in questi giorni stiamo godendo, ma quello di cui parla il Signore Gesù è un riposo dell'anima. Sì, fratelli e sorelle, alla presenza del Signore l'anima nostra si acquieta, trova riposo, trova pace. Certamente il peso della vita è un peso importante, un peso che tante volte non riusciamo a sopportare. E specie in questi giorni molti si sentono appesantiti, anche se non fanno niente tutto il giorno, eppure l'oppressione di stare a casa, non poter uscire, è un peso troppo grande. Il Signore sa liberarci da ogni peso. Se andiamo a Lui, ecco, se utilizziamo al meglio il tempo che abbiamo a disposizione, stando in preghiera, offrendo al Signore quello che è il nostro tempo che abbiamo in questo momento, sicuramente il Signore arricchirà il tempo che noi gli offriamo, dandoci quella pace, quella serenità, quella gioia di cui noi abbiamo di bisogno. Non dobbiamo prendere il peso del mondo, che il mondo ci offre, perché non riusciamo a portarlo, lasciamo che sia Gesù a portarlo. Vogliamo invece prendere il peso che il Signore ci dice di portare, che è un peso per quanto riguarda l'opera sua. Ecco, servire il Signore. Quando dice: prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore. Prendete su di voi il mio giogo. Ora, il giogo non è un qualcosa, un passatempo, è un gioco da condividere in famiglia. No, ma il giogo era a quell'epoca un attrezzo che veniva messo sugli animali, sul collo proprio delle bue, quello che era l'animale, ed era attaccato a un attrezzo col quale poi si arava la terra. Quindi prendete su di voi il mio giogo e lavorate per me, prendete il peso dell'opera mia. Io voglio condividere con voi il peso dell'opera mia, e questo è un grande onore, prendere il peso dell'opera del Signore. Per quanto difficile, per quanto gravoso, è un peso piacevole da portare.
è un peso che ci porta più vicino al Signore, ci fa rimanere in comunione con Lui. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me. Vogliamo imparare da Gesù, dal Maestro per eccellenza, perché dice Gesù: io sono mansueto e umile di cuore. Ecco, per servire il Signore bisogna essere mansueti e umili di cuore, così come è stato Gesù, così come ci ha insegnato Gesù e così come Lui ancora ci insegna. Dio ci dia grazia di imparare da Lui, e per imparare bisogna essere disposti ad imparare, quindi bisogna avere un'apertura interiore, un riconoscere anche i propri limiti, riconoscere che non siamo in grado da soli di poter fare qualcosa, perché abbiamo bisogno dell'aiuto del Signore. Senza di me non potete fare nulla, dice Gesù. Alleluia. E vale per tutto, per tutte le cose della vita, ma soprattutto per le cose che riguardano il servizio al Signore, servizio a Dio. Dobbiamo imparare da Gesù, vero servo, figlio perfetto, alleluia, umile, mansueto di cuore fino all'ultimo. Ecco, se imparate da me, dice il Signore, voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Servire il Signore, per quanto difficile, per quanto sia ostacolato da tante cose, dalle insidie che il nemico mette davanti, eppure è piacevole, nonostante le difficoltà è piacevole servire il Signore, e possiamo dire quanto è bello servire il Signore, dice un vecchio cantico, da mane a sera, da mattina a sera. Ecco, servire il Signore. Non c'è privilegio più grande per l'uomo di servire l'Iddio vivente, di servire il Signore che ha donato la sua vita per noi. Alleluia. Questo è quanto il Signore ha messo nel mio cuore, quanto ho voluto condividere con voi, ma voglio concludere come sempre con una preghiera, e vi invito a pregare il Signore insieme a me, chinando il capo, chiudendo gli occhi e aprendo il cuore. Alleluia, benedetto il tuo santo nome. Signore, grazie per questi versi che abbiamo letto e abbiamo condiviso. Grazie per la tua parola e grazie per la rivelazione che ancora tu ci hai dato, Signore. Ancora ci hai dato modo di conoscerti, e conoscere te, Gesù, e conoscere il Padre. Alleluia. Grazie, oh Signore, perché quello che possiamo capire non è per la nostra bravura, per la nostra sapienza, per la nostra intelligenza, ma perché tu ti sei rivelato a noi, sei tu che ti riveli a noi. Signore, perché abbiamo bisogno di te, perché tu conosci i nostri limiti e noi ammettiamo i nostri limiti davanti a te. E vogliamo ancora dirti, Signore, rivelati ancora nella nostra vita, vogliamo conoscerti di più e dacci modo ancora di servirti di più e meglio, Signore. Fa che possiamo utilizzare questo tempo che tu ci dai, Signore, con quest'obbligo di stare a casa, per dedicare del tempo a te, per stare in comunione a te, per elevare la nostra preghiera a te, Signore. E certamente riceveremo benedizione da parte tua, riceveremo la tua unzione, oh Signore, riceveremo la tua grazia ancora e la tua mano che si posa su ciascuno di noi, quella mano che porta guarigione, quella mano che porta benedizione, alleluia, quella mano che ci dà leggerezza e ci dà riposo, Signore. Aiutaci, Signore, ancora a fare la tua volontà, e ti preghiamo ancora per coloro che sono stati contagiati, per gli ammalati, Signore, guarisci, Signore. Dai forza ancora a coloro che lavorano nel campo sanitario, Signore, dai forza ancora al tuo popolo. Signore, aiutaci e sostienici. Questo ti chiediamo, Padre. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, il tuo figliuolo che è benedetto in eterno. Amen, cari fratelli, sorelle, amici tutti. Dio ci benedica. Restiamo uniti ancora nello Spirito e ancora nella ricerca della presenza del Signore. Dio ci benedica. Pace a tutti.